La più grande scultura rupestre paleolitica d'Europa si trova in Liguria. Abbiamo raggiunto la zona delle Rocche di Borzone, nella frazione di Zolezzi sul versante della Val Penna. Questa grande scultura è conosciuta anche come il volto megalitico di Borzone oppure il volto di Cristo di Borzone e raffigura un volto umano all'altezza di 7 metri e larghezza 4 metri. E da qua si può osservare. Leggenda e mistero avvolgono una delle opere più enigmatiche della storia ligure. Quello che vediamo ricorda i menhiri, grandi megaliti monolitici che risalgono al Neolitico. E anche la scultura di Borzone sembra risalire all'epoca preistorica, in particolare al Paleolitico superiore, e rappresentava quasi sicuramente un dio. Poi c'è la leggenda: se questo volto veramente rappresentasse Cristo non sarebbe di origine preistorica ma probabilmente medievale e sarebbe un volto dei monaci benedettini della vicina abbazia di Sant'Andrea.